triennio di ristorazione, nello specifico cucina, prepara i ragazzi al raggiungimento della qualifica di preparatore pasti. In questi 3 anni si parte da una base di conoscenza. I ragazzi del primo anno affrontano tutte le materie di base, dalla conoscenza delle specifiche del comparto ristorativo, dall'organizzazione aziendale dei ristoranti, dall'organizzazione di un catering, dalla conoscenza dei macchinari, della strumentazione, della minuteria. Poi a questo si aggiungono esplicitamente le loro competenze di base relativamente proprio alla cucina, la conoscenza degli ingredienti di base, delle tecniche, le prime tecniche di taglio, tutto ciò che gli consente di arrivare alla preparazione di pietanze di base, di piatti di base. Arriviamo così al secondo anno in cui vengono amplificate queste competenze e chiaramente vengono anche supportate dalla collaborazione dei docenti di area culturale con scienze dell'alimentazione, HCCP e quant'altro, in modo tale che il ragazzo venga preparato, dopo anche uno sviluppo di ulteriori campi tipo le carni, tipo le preparazioni più elaborate, vengano preparati allo stage, del primo stage che dura circa 1 mese in azienda e in cui mettono veramente in atto le loro prime competenze professionali. Il terzo anno va ad approfondire tutto quanto, si aggiunge il mondo del pesce, delle preparazioni gastronomiche a base di pesce, dei piatti del territorio di tutta Italia, e lì arriviamo poi alla preparazione dei ragazzi ad affrontare il secondo stage, che dura ben 6 settimane e che veramente vede messe in campo tutte le loro competenze. L'ultimo tragitto di questi ragazzi è il 4º anno, il percorso che li porta al diploma esattamente di tecnico di ristorazione di cucina. In questo anno loro sono supportati da docenti all'avanguardia che li preparano e li avvicinano moltissimo a un mondo molto più elaborato e molto più professionale, e questo li preparerà sicuramente a un futuro molto ben strutturato in azienda e nel mondo del lavoro.